Torniamo a Portogruaro, torniamo a parlare del Portogruaro Calcio, squadra femminile che non ce l'ha fatta alla Coppa Veneto. Con Gabriele Zoia andiamo a vederci le immagini raccolte durante l'incontro. Grande attesa a Portogruaro per la gara che si disputerà domenica con inizio alle 16:30 allo stadio comunale Pier Giovanni Mecchia, che vedrà la squadra di calcio femminile del Portogruaro affrontare il Net 1 Venezia Lido. Si tratta infatti della gara di ritorno della finale dei play-off valide per la promozione nella categoria superiore. Dopo la meritata vittoria per 3 reti ad una conseguita nella trasferta di domenica scorsa a Venezia, le ragazze granata sperano di conseguire un risultato positivo che consente loro di coronare il sogno della promozione in Serie C. Allora, Maurizio Conti ha sentito Alessandro Colla, il mister del Portogruaro Calcio Femminile, e Aurora Finotto, che è l'attaccante del Portogruaro Calcio. Con Alessandro Colla, mister del Portogruaro Calcio Femminile, oggi al termine dell'ultima seduta di allenamento, seduta di rifinitura,
prima della gara di domenica contro il Nettuno Lido, valida per i play-off per accedere poi alla Serie C. Mister, partite bene perché domenica scorsa avete fatto un grande incontro a Venezia. Sì, partiamo bene, abbiamo fatto una buona partita a Venezia, diciamo che comunque abbiamo trovato una squadra dal mio punto di vista ben messa in campo, molto esperta perché è una media di 28 anni mi pare, però noi siamo state brave subito a far capire cosa vogliamo, non abbiamo lasciato spazi, anzi diciamo che forse il 3-1 ci stava anche stretto perché abbiamo avuto molte occasioni sotto porta per fare il quarto e il quinto gol, però se all'inizio uno mi diceva doveva firmare il 3-1 là da loro, l'avrei firmato. Vedendo la partita ci stava qualcosa in più. Va bene, andiamo avanti, abbiamo questa per adesso, finiamo l'ultimo allenamento qua oggi venerdì e ci proviamo bene per domenica per riuscire a fare questo salto. Ecco, quindi dopo la delusione della finale di Coppa Veneto le ragazze hanno risposto alla grande e ci sono tutti i presupposti appunto per fare quest'anno il salto di categoria. Sì, io non parlerei proprio di delusione, perché comunque vedendo neanche negli ultimi 4 anni il Portoguaro come si è comportato, aver fatto una finale insomma, di Coppa per la prima volta, aver fatto i playoff e si è arrivati fin qua, per l'esperienza che hanno le ragazze è un motivo anche sicuramente di orgoglio, quindi aver perso la finale secca tutti, però bisogna anche guardare in faccia la realtà dice che abbiamo fatto un buon campionato e pensiamo adesso a domenica per riuscire a portare a casa questa partita. Con Aurora Finotto che domenica è stata protagonista, goleador con 2 reti. Ecco, un invito ai tifosi per la seconda gara di domenica prossima. Sì, vi aspettiamo in tanti alle ore 4 allo stadio Mecchia. 16:30. Sì, certo. Spero di vincere questa partita perché sarebbe una bella emozione per noi andare in Serie C, è il nostro obiettivo fin dall'inizio di questa stagione e spero di fare altri 2 gol come domenica. Grazie e auguri. Noi ti crediamo. The gravity pulls you straight down. Cambiamo decisamente pagina, parliamo di sport e di calcio. C'è una importante novità per il Portoguaro calcio femminile perché arriva in Serie C. Al termine di una grande stagione agonistica le ragazze infatti del Portoguaro hanno raggiunto l'obiettivo di vincere i play-off contro il Net1 Venezia Lido e conseguire quindi il diritto a disputare nella prossima stagione il campionato di Serie C. Dopo la vittoria per 3-1 nella gara di andata, anche il ritorno allo stadio per Giovanni Mecchia ha visto le ragazze Granata superare le veneziane per 2-1 e festeggiare così questa storica promozione, la prima conseguita da una formazione del Portoguaro Calcio dopo i fasti della promozione in Serie B. Dopo la festa per la promozione sono state ufficializzate le dimissioni del mister invece Alessandro Colla, che il prossimo anno assumerà la guida del Bibione Calcio in prima categoria. La società Granata ha ringraziato il tecnico per il lavoro svolto e i risultati conseguiti, augurando le migliori fortune per il nuovo prestigioso incarico. Allora, Maurizio Conti ha sentito Giulia Pavan, che è il capitano del Portoguaro Calcio, e il mister Alessandro Colla. Giulia Pavan, capitano del Portoguaro Calcio femminile, oggi al termine della gara vittoriosa che ha portato le ragazze Granata in Serie C il prossimo anno. Ecco un commento sulla partita, capitano. È stata una partita dura, avevamo un buon risultato dell'andata, ma niente era scontato per il ritorno. Abbiamo fatto del nostro meglio, siamo state un po' in difficoltà, però abbiamo difeso, abbiamo cercato di portare avanti tutto quello che abbiamo imparato in questi 9 mesi e siamo contente. Ci sono stati tanti sacrifici e ne sono valsi la pena. Alessandro Colla, mister del Portoguaro Calcio femminile, finalmente con il sorriso dei momenti più felici, dato che la sua squadra oggi ha acquisito il diritto di disputare l'anno prossimo il campionato di Serie C per il settore femminile. Quindi mister, una grande gioia immagino. Beh sì, sicuramente oggi abbiamo coronato insomma il sogno che da 4 anni il Portoguaro aspettava, comunque ha sempre fatto comunque bene in questi ultimi anni. Un bravi a tutti quanti, in primis alla società, perché ha creduto sempre ai progetti che hanno fatto e anche soprattutto a quest'anno qua, alle ragazze che
oltre alle difficoltà che abbiamo avuto in tutti questi anni, non hanno mollato, hanno creduto fino in fondo e siamo riusciti a coronare, diciamo così, questo sogno che da anni aspettava il calcio femminile portogharo. Ecco, il prossimo anno salto di categoria, saranno necessari dei rafforzamenti della squadra oppure le ragazze sono già competitive così? Beh, diciamo che vedendo anche la squadra che abbiamo incontrato oggi, che comunque è arrivata terzultima sul suo campionato, che è di Serie C, è una squadra comunque esperta, sicuramente bisogna indagare, diciamo così, sul mercato. Vedremo, adesso vedremo, lasciamo questa giornata che vada libera così e poi ci metteremo a tavolino, parleremo con società e vedremo cosa fare, insomma, per il futuro. Con Giorgio Furlanis, presidente del Portoglaro Calcio Femminile, questa sera per una grande festa in un noto ristorante cittadino che chiude la stagione agonistica. Una stagione che si chiude in maniera brillante, dato che le ragazze Granata oggi hanno battuto in casa per 2-1 il Nettuno Lido ed hanno acquistato il diritto a disputare il prossimo anno la Serie C. Presidente, un risultato che chiude un lavoro durato 4 anni. Sì, è il frutto di 4 anni che insieme al direttore sportivo Gasci è il responsabile dello spogliatoio Dorella Gradin abbiamo ottenuto camminando lentamente, con l'aiuto anche di 3 mister che volevo ricordare, che ci hanno aiutato un po' a capire un po' questo mondo femminile, che è Vidmario, Rudy Moro e per ultima Colla, che ha fatto questo grande miracolo in quest'anno e è riuscito a ottenere le ragazze e a ottenere il risultato finale, che è la vittoria, e questo è merito anche a queste ragazze che si sono impegnate veramente tanto quest'anno. Ecco Presidente, sicuramente le ragazze sul campo hanno conseguito i risultati, ma tutti quelli che hanno seguito il Portoglaro Calcio Femminile hanno sempre sottolineato l'importanza di un gruppo dirigenziale importante che ha sempre contribuito e lavorato affinché le ragazze poi sul campo potessero raggiungere i risultati che hanno raggiunto, fra i quali quest'anno ricordiamo anche la finale di Coppa Veneto. Assolutamente sì, questo veramente è un lavoro veramente, come lei diceva, di un gruppo che ha lavorato bene, unito, e volevo anche ringraziare tutti i genitori, perché questo risultato è anche dovuto a questo gruppo di genitori che ci ha sempre seguito in questi 4 anni, e volevo approfittare anche un ringraziamento per cui alla città di Portoglaro, soprattutto all'amministrazione comunale, che ci ha sempre appoggiato e ci appoggia ancora. Per cui grazie anche al sindaco e all'assessore allo sport di Portoglaro. Dal calcio al volley, storico risultato per la squadra maschile della pallavolo Portoglaro, che supera nella gara di ritorno la pallavolo Sandonà e conquista così il pieno merito, il diritto a disputare l'anno prossimo il campionato di Serie B. 3-7-0 il risultato dell'incontro disputato al palazzetto di Via Lovisa, gremito in ogni ordine di posti, con i ragazzi del Portoglaro concentrati e determinati a bissare il successo della gara di andata. Maurizio Conti è andato a vedere la partita, ha sentito il direttore sportivo Paolo Leonelli e l'allenatore Corrado Pilot. Con Paolo Leonelli, direttore sportivo della pallavolo di Portoglaro, questa sera al termine della vittoriosa partita giocata contro la pallavolo Sandonà, che consente al Portoglaro di accedere per la prima volta nella sua storia in Serie B. Sì, perché è una cosa veramente stupenda, questi ragazzi hanno dato tutto, e onore anche al Sandonà, che è una fortissima squadra, ci ha impegnato tantissimo e questi ragazzi se lo meritano. L'anno scorso l'hanno mancata per un pelo e quest'anno ci sono riusciti, bravissimi ragazzi. Ecco, la pallavolo Portoglaro è una realtà però che va al di là di questa squadra maschile che ha conseguito questo risultato importante. È vero, abbiamo anche una collaborazione importante con la società del Gruaro, abbiamo 250 atleti, una delle poche che fanno maschile e femminile. La femminile per il primo anno in C si è salvata, anzi è arrivata quinta tranquillamente, direi che questa è una bella realtà per ora. Con Corrado Pilot, mister della pallavolo Portoglaro, ovviamente stasera felicissimo per la vittoria dei suoi ragazzi contro la pallavolo Sandonà, che consente al Portoglaro di accedere alla Serie B il prossimo anno. Sì, è stata un'impresa sfiorata l'anno scorso, abbiamo perso 2 finali playoff,
quest'anno abbiamo provato a ripeterla, con un po' più di bravura forse, o un po' di fortuna, siamo riusciti a fare una bella gara 1 a San Donà e una splendida gara qui davanti a un meraviglioso pubblico, direi. Ecco, giustamente lei ha toccato il tasto del pubblico che oltre ai ragazzi che sono scesi in campo è stato il 7° giocatore. Sì, quest'anno in casa non abbiamo mai perso, abbiamo tabellino pulito, tutte vittorie, abbiamo solo 3 sconfitte in tutta la stagione fuori casa. Abbiamo un aiuto enorme da questo splendido pubblico e io che alleno da qualche anno e ho fatto anche categorie superiori, difficilmente molte Serie B hanno questo pubblico, quindi un grazie grandissimo. Allora, siamo arrivati al termine del girone di ritorno, lo coroniamo con un finale al Mecchia che tutti ci auguravamo, detto Gabriele Zoia, appunto, che da sempre riprende gli eventi del calcio femminile, ora appunto in Serie C del Portuguaro Calcio. Ringrazia, dice Gabriele, Media 24 e sono scritto, dice che per il contatto di fiducia che ha dato ampio spazio a questo calcio in rosa, ha colto le occasioni anche per fare gli auguri all'ex mister Cola del femminile per proseguire con questa carriera di successi, ma c'è un successo anche per Zoia, che è stato infatti chiamato anche per il prossimo anno a seguire il calcio femminile. Il calcio femminile che, dicevamo, appunto, si è coronato appunto con il girone di ritorno dei playoff. Andiamo a vederci allora proprio le immagini di Gabriele Zoia con gli highlight. In questo stadio fantastico che tutto sembra possibile, mentre sul campo si genera un desiderio invincibile, una squadra lanciata a cercare siamo pronti alla morte, pronti alla morte, in questa storia fantastica, in questo calcio del porto, i nostri cuori granata, con sogni fatti di gloria. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa partita ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Porto Gruaro in questo stadio fantastico, Porto Gruaro noi batteremo il mondo. Una valanga di gol che fanno vibrare la tribuna centrale, il sogno di uno scudetto che ci fa andare in delirio totale. Noi come voi che tifiamo per sostenere una squadra sola, poi come noi ci buttiamo dentro una storia nuova. Dentro lo stadio suona una ritmica forte, si sente da fuori l'orgoglio granata, leva via la polvere dai cuori. Speaker suona musica buona, Porto Gruaro 1-0. Tifiamo Porto Gruaro in questo stadio fantastico dove i sogni si avverano, con 100 gol che ci uniscono. I nostri cori che esplodono in mezzo alla curva, fanno un gol più veloce del vento. Con questo porto fantastico posso toccare il cielo. Porto Gruaro Porto Gruaro è l'orgoglio granato, come una squadra lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, una promozione. In questa storia fantastica, in questo calcio del porto, i nostri cuori granata, con sogni fatti di gloria. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa partita ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Porto Gruaro
l'orgoglio granata, leva via la polvere dai cuori. Speaker suona musica buona, Portogruaro 1-0. Tifiamo